Una partita terribile perché sono rimasto senza tempo. Sono spossato, no? Perché era meglio mantenere più tempo dall'inizio. Comunque, diciamo che l'avversario ha giocato bene, che era forte, ma ha giocato qualcosa di inconcepibile. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, lanciamoci in un'altra avventura. Vediamo cosa succederà nella partita di oggi. Lanciamo una sfida, chiunque può accettare, vediamo cosa succede. Ok, ci hanno accettato, giocatore Luchi, Michele. Ok, giochiamo di 4. Abbiamo il bianco. Fortuna, ok, di 4, cavallo F6. Ok, giochiamo C4. Ok, C5, D5. B5 gioca il gambetto Benco, io gioco A3. Ok, G6, cavallo C3. Adesso dovrà dimostrare, no, il compenso per tale pedone. Ok, giochiamo a 4, proviamo a creare un blocco. E 4. Boh, per quello che ne so, un pedone in più, no? Poi ovviamente può succedere tutto, si può sempre perdere, no? Però per ora sono soddisfatto, non devo perdere tempo qua. Che è alfiere B5, che gioco alfiere D2 per difendere la torre, per via per B. Che è un pedone in più. Ok, cavallo B6 che adesso arrocco. Non dovrebbe essere male questa posizione, no? Quanto ne so. Allora, poi adesso non so se giocare torre a 6 o magari donna e 2 prima. Potrei giocare torre a 6, diciamo che giochiamo donna e 2, no? Perché donna e 2 magari controllo C4. Poi potrei avere piani di E5. Va bene. Ok, ora non so se giocare torre a 6 o alfiere G5. Giochiamo torre a 6 magari. Sì, poi magari l'altra torre arriva in A1. Cioè non dovrebbe essere male, no? Questa posizione, credo. Cioè, non so perché piace regalare pedoni così. Di dov'è il nostro avversario? La Polonia, ok? Va bene, torre a 1. Si sono un po' perplesso della scelta dell'apertura dell'avversario. Abbiamo un pedone in più, senza il minimo compenso, credo, però una questione di stili, di aperture, no? Ma, poi ovviamente si può sempre sbagliare, magari avrà ragione lui, non so cosa succederà, posso benissimo perdere ovviamente. Però, ok, giochiamo H3. Ok, torre B7, va bene, ora non so, proviamo a dare fastidio. Ora devo provare a creare un piano adesso. Non so, questo vorrei fare qualcosa di utile, no? Con questo alfiere, non so se metterlo in G5 magari. Io potrei mettere l'alfiere in G5. Se giochiamo o in F4 anche. Devo decidere anche velocemente. Mettiamolo in F4, dai. Alfiere F4. Magari voglio giocare cavallo di 2 C4. Non so bene ancora. Se prende in C3 prendo. Ok. Ha giocato. Ha giocato C4. Ok, ora devo riflettere un attimo. Piacerebbe giocare alfiere E3. Se funziona. Mi piacerebbe anche poter mettere magari un cavallo in D4 e andare in C6. Devo un attimo capire, no? Perché. Per esempio, gioco alfiere E3, no? Lui giocherà cavallo C5 per entrare. Potrei anche andare via con la torre in modo profilattico. Ok, giochiamo alfiere 3. Sono curioso di se effettuo un sacrificio, vorrei capire come giocherebbe il mio avversario. Per esempio, no? Cioè, se lui mette il cavallo in C5, gioco cavallo di 4, lo ignoro per entrare con i miei pezzi, come si svilupperebbe la partita? Ok, questo solo per il pubblico. Sto lasciando la qualità impresa, no? Il mio cuore proprio si sta per rompere. Sto soffrendo moltissimo in un sacrificio così, no? Però a parte gli scherzi, vediamo, ok, qua ha preso in D4, ok. È furbo. Non so se avrò abbastanza compenso. Qua ha giocato cavallo B3, non ha preso la qualità. Va bene, furbo l'amico. E qua cambiamo tutti i pezzi allora. Allora cambiamo tutti i pezzi. Cambiamo. Ok.
gioco torre a 4 cosa fa? Adesso davvero ho iniziato ad avere pochissimo tempo. La cosa non mi piace per nulla. Giochiamo torre a 4. Ora penso che con un tempo ragionevole questa posizione dovrebbe essere vinta, no? Completamente vinta perché... però... non lo so perché davvero il tempo scarseggia letteralmente. Quindi vediamo. Ho 33 secondi, sono davvero preoccupato. Vediamo. Immagino già perdendo questa posizione di tempo, e torre per. Però vorrei giocare b4 ed eliminare il cavallo, non so se è granché. Se mi dà scacco vado in h2 con il re. Speriamo. Sono nervoso. E giochiamo donna... Non so se donna e3, l'ho giocata in fretta, no, probabilmente non va bene, perché poi un po' da danneggiare la struttura. Ok, gioco questa. Ok, ora non ho tempo. Gioco donna b6 che non so se va bene ancora. Tanti dubbi. Credo di stare sbagliando. Ma ok, pazienza. Si imparerà dai propri errori. Che stress di partita. Che presa. Ok, ora scacco. B6, non so se ho fatto bene. B7. Torre qui. Sono in crisi totale. 24 secondi. Forse riesco a eliminargli il cavallo e vincere. Sta pensando. Torre per. Torre per. Questa. Re qua. F3. Ok, non ho tempo. Grande. Vado donna. Abbiamo vinto. Una partita terribile perché sono rimasto senza tempo. Sono spossato, no? Perché era meglio mantenere più tempo dall'inizio. Comunque, diciamo che l'avversario ha giocato bene, che era forte, ma ha giocato qualcosa di inconcepibile. Ha giocato il vetusto gambetto Venco perché, cioè, non so. Dico che secondo me è forte, però probabilmente si crede così forte da poter giocare con l'handicap. Perché giocare gambetti? Perché giocare il gambetto di re, il gambetto Benco, aperture che si sanno che sono cattive. Meglio, cioè per esempio qua ho vinto per la posizione ma per pochi secondi. Magari se avesse giocato un'apertura normale avrebbe vinto lui, no? Perché cioè alla fine cioè, uno vince perché prende i pedoni. Quindi vediamo quindi com'è andata la partita. Facciamo un'analisi mentre il mio cuore inizia a tornare a un battito decente. Ok, perché per lo stress, no, dello Zeitnot. Ok, andiamo adesso. Qua l'ho giocato a 6. Ok, ora una delle idee del Benko è che se io prendo, poi mi farà pressione, no? Sulle colonne. Quindi anziché prendere voglio giocare E3. Ovviamente qua le varianti teoriche sono E6, A per B. Lui ha giocato il sistema classico. Anzi no, chiedo scusa, lui ha preso e poi ha giocato il sistema classico che non va bene. Il motore dà già un vantaggio schiacciante al bianco. E ora per esempio voglio consolidarmi. Voglio consolidare questo punto. Se io consolido questo punto lui non riesce a giocare sulle colonne A e B. Quindi vediamo cosa dice il motore. Alfiere di 2 va bene per collegare la donna con la torre e per poter prendere di A. Alfiere per A per. Cavallo di 7. Arrocco. Cavallo B6. Donna E2. Cavallo di 7, tutto giocabile, torre a 6, sì, più 2, mi dice il motore. Questo è un piano che ho già studiato in posizioni analoghe. Ok, torre a 1, torre B8, H3, va bene, torre B7, ora, ecco, qua non sapevo cosa fare, alfiere F4, sì, va bene, sì, e ecco, qua mi ha giocato C4, ora sono andato un po' in tilt, sì, alfiere 3, sì, questa partita l'ho giocato bene, perché... per esempio, qua su cavallo C5, questo sacrificio, cavallo di 4 va bene, perché? Che se gioca cavallo per B6, B per, questo pedone diventa fortissimo. Su torre A7 o cavallo B5. Su torre B8 ho i miei cavalli che entrano in B5 o in C6. Davvero la posizione sta crollando. Perché per esempio ora attacco la torre, vuole rimanere con la qualità in più, la sposta. Metto il cavallo in B5, attacco la donna che difende il cavallo. Quindi sì, questo piccolo sacrificio. Ho giocato alfiere per e ho giocato alfiere per D4.
Ho giocato cavallo B3 e ora qua devo cambiare i pezzi. Torre A4, ho giocato cavallo C5, qua ho preso. Ora il mio piano è giocare B4, scacciare il cavallo ed entrare. Ho giocato torre A8, ora B4, devo continuare. Cavallo D7, donna E3, non so se va bene. Poteva cambiare, ok. Ora torre C6. Ora qua cavallo E5, ora non so, ho giocato... Wow, il motore dice che posso giocare F4. F4 perché se prende i miei pedoni vanno da soli, D per C6, wow. È bello, sì, non avevo la freddezza né... Su donna C7, cavallo D5, no? Attacco tutto, wow, i miei pedoni vanno a donna. Che bello il rullo compressore dei pedoni, no? Questo fa capire, no? Rende bene il concetto di un pedone, wow. Io ho giocato donna B6, lui ha catturato. Io ho giocato torre A3, qua, sì, qua, ok. Qua forse devo giocare... Qua il motore dice torre C6. Torre C6, ah, perché è bellissimo, perché voglio avanzare... No, chiedo scusa, mouse sleep, cavallo G4 non la farebbe mai. Difendo il mio cavallo, voglio continuare su B6, su cavallo per... Sacrifico addirittura la torre, sto sacrificando, ma i miei pedoni... No, com'è che è questa variante? Ah, sacrifico la torre, ma i pedoni vanno da soli, wow. Questa variante non l'avrei mai vista, wow. Voglio giocare B6, B7, per esempio se lui prova a portare il re, B7, su torre B8, C7, i miei pedoni vanno a donna, non riesce a fermarli, se avesse avuto un tempo in più sì, ma così no, wow. E se mi attacca il pedone B, C7, B6, poi alla prossima sacrifico uno dei due pedoni e vado a donna. C'è un motto che diceva con due pedoni in sesta una torre appar modesta. Qua in realtà non sono ancora tutte e due in settima, ma uno sostenuto ed è imparabile alla cosa. Wow! Qui ho giocato torre B8, re G7, B6, torre per C3, B7, e qua cavallo D7, questa... Ora minaccio più che altro di, per esempio se gioca torre B3, potrei guadagnare la qualità semplicemente, o torre D8, ma più che altro volevo dare scacco, no? E promuovere. E poi in questa posizione dovrei vincere col pedone B, tempo permettendo. Probabilmente lui avrebbe potuto muovere veloce e vincere di tempo. Lui ha giocato cavallo D7, torre D8, torre C4, torre per D7, torre per B4, torre per E7. E ora? Dopo re F6 ho vari pedoni in più. Certo, qua avevo molto poco tempo e qua però vinco perché ha anche i pedoni rotti, no? Se gioca re E5 cade F7. Se catturo D6 questo pedone va a donna, quindi lui qua ha difeso D6 ma ora deviazione, no? Mi prende qua la donna in più. Ora qua stavo giocando mosse quasi casuali, no? Stavo giocando velocissimo, 11 secondi, devo fargli finire il tempo. Qua scacco di scoperta, qua stavo per fare una mossa qualsiasi, E5, magari sacrificare la donna, in realtà andare... È che ormai non riesco a vincere di posizione, devo vincere di tempo. Ma qua, ok, ha perso di tempo lui. Quindi è una partita interessante, ok, qua... Diciamo la morale della favola, meglio pensarci due volte prima di giocare il benco, perché non so, secondo me ci sono molte aperture valide, no? Che i gambetti vanno bene, giochiamo il gambetto di donna che è un pseudo gambetto, non regaliamo pedoni così, alla fine nero ha perso per il materiale in meno che ha concesso in apertura. E poi ok, l'altro insegnamento, spero di imparare anch'io un po' e di tenersi un po' più di tempo. Vediamo se ci si riuscirà in futuro. Alla prossima!